Allora, ci troviamo con Arianna Occhipinti alla festa del Cerasuolo. Arianna, il Cerasuolo è l'unica DOCG della Sicilia, per cui ha delle caratteristiche uniche. Le vuoi descrivere a tutti noi? Noi siamo ai piedi di Monti Iblei, questa catena montuosa calcarea che parte dalla provincia di Ragusa, anzi Siracusa, sino alla provincia di Catania. Ai piedi di Monti Iblei c'è questa bellissima piana, ma comunque a 250 metri sul livello del mare, dove ci sono sabbie rosse e anche calcaree, contrade storiche come Fossa di Lupo, Pettineo, Santa Teresa, Bastonaca, contrade che raccontano vini importanti che si fanno ormai da anni, grazie a queste due uve che sono il Frappato di Vittoria e il Nero d'Avola. Quindi fondamentalmente il Cerasuolo è un blend di queste due uve, però nel territorio vinifichiamo anche singolarmente il Nero d'Avola con una grande freschezza e il Frappato con la sua florealità, che oggi fa vini molto eleganti e che diciamo sono anche dei vini molto contemporanei, viste le necessità oggi di mercato di vini che non sono più muscolosi e strutturati. Ok, noi di Winery Test in Sicily siamo un portale di enoturismo, pertanto è doverosa la domanda: a livello di turismo quel territorio paesaggisticamente splendido come si muove e soprattutto come è andata l'estate precedente? L'estate ha avuto un'accelerazione incredibile, effettivamente venivamo da un inverno difficile, per fortuna anche se non c'è stato il turismo americano che in un certo senso si è sentito, però c'è stata un'Europa che si è riuscita a muovere, gli italiani che hanno iniziato a scoprire le bellezze dei loro stessi territori, quindi scendere in denominazioni di origine come quelle di Vittoria. Anche grazie a quello che la provincia di Ragusa oggi riesce ad offrire. Siamo in una provincia dove ci sono ristoranti importanti, dove paesaggisticamente, grazie ai territori di Ragusa, Chiaramonte, anche al territorio di Vittoria, grazie alla sua connessione tra le cantine, alle strade del vino e a questi piccoli percorsi turistici che stiamo iniziando a creare, riusciamo a fare spostare la gente, per cui credo che la stagione sia andata molto bene. Oggi è il momento di prepararci anche per quella nuova e quindi c'è un dialogo tra cantine, c'è un dialogo tra noi produttori per fare delle cose che possono essere sempre più accoglienti, belle per il paesaggio, ma che possono raccontare anche i nostri vini. Perfetto, grazie mille Grazie a Arianna. voi.